È giunto il momento di porre fine al lungo commissariamento della Camera di Commercio del Sud-Est e di restituire pienamente la governance alle associazioni che rappresentano il reale interesse delle imprese del nostro territorio. A dichiararlo è Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia, che sottolinea la necessità di restituire la centralità al sistema camerale in un momento cruciale per le scelte strategiche e lo sviluppo economico dell'area. La delicatezza di alcune vicende da cui dipende il futuro produttivo ed economico di una delle aree più dinamiche della Sicilia richiede una guida legittimata, stabile, condivisa. La privatizzazione della SAC, la Società Aeroporti di Catania, ad esempio, non può essere gestita da un commissario, per quanto capace e autorevole, ma deve essere frutto di un confronto trasparente tra le rappresentanze imprenditoriali del nostro territorio. Occorre, conclude Messina, ristabilire quanto previsto dalla legge, ovvero il ruolo delle rappresentanze associative, per garantire un governo delle istituzioni camerali sottratto a influenze improprie e condizionamenti della politica. Solo così sarà possibile rilanciare la missione originaria delle Camere di Commercio, cioè quella di essere strumenti autentici di supporto allo sviluppo delle imprese.